Via le barriere architettoniche dal cimitero di San Zeno. I lavori sono in pieno svolgimento. In arrivo rampe, vialetti e un nuovo bagno accessibile a chiunque. I lavori finiranno entro la fine di maggio. Un'operazione da 45.000 euro che rientra tra gli interventi previsti dal piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il PEBA. Mio marito è nella parte più alta, che è morto da poco, e faccio fatica a fare le scale, veramente arrivarci su. Spero lo facciano anche in quel pezzettino lì. È una buona iniziativa. Lo aspettavate da tanto? Beh, io sinceramente sì. Secondo lei le nostre città sono accessibili ai disabili o c'è ancora tanto da fare? No, c'è tanto da fare. Razionalizzazione degli accessi e dei percorsi pedonali, niente più interruzioni di gradini e dislivelli. Per una città inclusiva, il grande sogno di Beatrice, una unità di intenti e progetti architettonici condivisi, l'obiettivo di Rete Veneta. Dei marciapiedi che sono poco accessibili, magari senza la salita o la discesa, ci sono sempre i gradini da dover oltrepassare, gli ingressi ai negozi, anche quelli con gli scalini. Alle volte anche all'interno dei singoli negozi ci sono magari le casse dedicate alle persone diversamente abili che comunque non ci passano. In certi locali non hanno previsto la possibilità di accedere a gente che ha problemi a camminare. Questi i muri da abbattere.